Oh, modo che? Azienda. Azienda, oh. Franci, come hai modo senti in stanza tu? Ah, quello forse non ci prima, aspetta. Azienda, Ok, ho ti vedo. vega. Mi vedi? Sì, modo che? Siamo un po' in... Che hit? Siamo un po' in ritardo. Vabbè, l'importante è che ci prima, ma non so se siamo in... E salutaci. Domanda, Voglio, ci ma... vedete? Voglio ci vedete? Il follettone, ma tu tieni da me, compa, mannaggia, morta fama. No, io ti sento, ti sento, ti sento. Ah, eh. Io pure ti sento, cioè, si parla ma una volta è capace che... E parliamo una volta, solo che vedere se loro ci vedono. Ma non rispondono, ma perché non ci vedono? O perché vengono i commenti in ritardo? Ma vi vedo a Mm. scatti e vi sento proprio male, un po'. Eh. E voglio essere faccimme connessione amico. Credo, credo. Sta qualcosa che si sente a scatti e si sente alla Robocop. Sto problema Robocop, come il problema Robocop No, ci il bello, sta, sai, purtroppo. il bello qual è? Che prima che Eh, entravamo noi c'erano 12 mi piace e 23 spettatori. e mo? E mo stanno 12 mi piace e 19 spettatori. Come fa? Però la quella è che loro senza vedere niente ne erano di più. Comunque ciao Ah, ragazzi. vabbè, comunque, vero, voglio, buonasera, eh. L'importante è che ci vedete e che ci sentite, questo non lo so. Bombardiamo di messaggi. Allora, salutiamo proprio a tutti quanti, che oramai si è creata una specie comitiva con questo live. Ci sai, vedo nomi conosciuti, Mimuccio Napoli, Antonio Puca, Marco Scarpato, Melania Petrillo, Marco Lollai, e poi ci stanno nomi nuovi, Daniele Giuseppe De Natale, Vito, no, Giuseppe De Vico conosco, ma no, mi scrivo Peppe, Follettone Peppe De Vico, 84. Follettone 84 che secondo me vende proprio follette. E poi chi ci sta più? Eh, devi... Mimmuccio Napoli. Ciao Mimmuccio, Mimmuccio. Mimmuccio come no, non ricordo, si urla da Mimmuccio. Quello cantore pure, ando a hit più pure, che tu ce l'hai visto, ma verso fatto. Prima che dici, ciao Antonio Pu. Follettone. No, chi lo bene, no. Ma io comunque spero che, che ci sentite meglio, che ci sentite... Io a te ti sento buono, cioè, nel senso, a te ti sento bene, però non vedendo se ti vedo, perché ha giocato filmato, perché se non capisci niente. No, io ti sento bene pure io. Io ogni tanto ti sento alla Robocop. Vabbè. A proposito di Robocop, quando Purtroppo mo chi... esce Robocop, mo esce veramente un film Robocop. Oh, Scarpato, il numero uno, Marco. Oh, prima ha Che hit? detto Antonio che io mi stavo preparando, che ecco là, noi obiettivo è solo
pezzo la prima squadra, mannaggia miseria. Oh, mo ti senti? Sì, a posto, Sì. dai. Mi senti? Mi sente? Sì, sì. Però non... Ah, ecco, ti vedo anche, ti vedo. Ti vedo. Sì, dai, spiace, chiappa un attimo la pagina dei commenti. Oh. Oh. Ciao Lo faccio. Mirtillo! Aspetta. Voglio, ci vedete mo? Perché mo abbiamo ripristinato la connessione. Cioè la connessione, abbiamo ripristinato la chiamata. C'è Snavari, c'è Snavari. Ma non rispondono però. Giuseppe De Vico, perciò non bisogna comprare i pezzotti. No, secondo me non ci vedono perché non rispondono. No, perché stanno in ritardo di ecco, vi Nei vedi, commenti. di ecco. Sì. Sì, commenti, no. Ora ragazzi, ce la faremo. Grandi. Non lo so il problema qual è, se è sta cazzo di connessione oppure non lo so. Comunque vabbè, se cade la linea, comunque noi stiamo sempre a ripristinare la chiamata. Allora, che stiamo dicendo? Che abbiamo fatto un pezzo a bolletta? La bolletta, ma purtroppo abbiamo perso la bolletta. Qua, Vabbè. Quale squadra? prima squadra. Quale squadra? Abbiamo messo praticamente il Young PS Eindhoven Sparta. Noi avevamo uno X2. Che hit, non ci capito. Allora, abbiamo perso il Young PS Eindhoven contro lo Sparta. Avevamo uno X ed è uscito X2. Ah. Vabbè, non vi piace. Oh, se sono riapparsi i commenti, io ci vedo allora, sì, a scatti, ma sì, meno Sì. male, a Safamaro. Daniele Natale. Solo che purtroppo stanno commentando tu quando riesci a leggere i commenti. Che tipo Allora, comunque posso su la connessione. Come avremmo a parlare una volta, perché non si capisce niente. Si parla tu, una ci parla io. Va, dici che si dice? No, parla. Va, dici tu. Niente, io stavo leggendo i commenti di questi ragazzi. Dici. Intanto ti saluto videocomici. Ah, Francesco, Checco Caruso. Ciao, Checco, i video più divertenti di Facebook. Checco è un amico. Ogni tanto ci condivide pure qualche bello video, ogni tanto. Grande Checco. E poi chi ci sta? Comunque Hait Puka, che è colpa tua, Hait Antonio Puka è colpa tua perché tiene la connessione in merda. Non ne ho vero, però. Che penso che è pure la mia. Che penso che è pure la mia. Ti vorremmo sempre una mesa chiave. Intanto voglio salutare Monica Vinaccia. Ciao Monica. Monica, ciao Monica. Allora, voglio dire una cosa di Monica. Monica lavorava in un centro Petter, se non mi sbaglio. Monica, con 3 euro, 180 euro e non ti fanno pigliare, ma com'è possibile? Che vergogna. Ci siamo stati questa società, 3 di noi, niente da fare, 1 euro per uno, e non ce l'hanno fatte pigliare. Vabbè. Ha scritto Marco Scarpato con Pitbull è mondiale. Io, ma Pitbull vorrebbe lanciare una, come si dice, una vasta gamma di cappelli a livello mondiale, solo che non ci riesce. Ma voi dovete sapere che Pitbull è un grande fantasista, un inventitore fantasista che ogni giorno vorrebbe aprire una nuova attività. Spiegaci questa cosa dei tuoi capi, perché può essere a qualcuno che una cosa e te può finanziare. Vai, spiegaci. Lo pago difficile, però. Allora, vabbè, una cosa... Aspetta, prima che parla, Antonio Puca, questo è per te, questo racconto di Pitbull, vai. Allora, io ho intenzione di creare, come voi tutti ben sapete, le coppole che ci sono oggigiorno sono coppole molto, molto tristi, diciamo, sempre grigie, colore unico, brutte proprio, no? Allora io avrei intenzione di creare delle coppole, però con una stoffa molto, con un design molto, diciamo, colorato, nel senso che raffigurare mare con delfini, giungla,
con tutte queste foglie che si intrecciano, però un cappello fatto bene sa di sartoria italiana e venderlo, diciamo, che non esistono sul mercato, anzi sfido qualunque persona, se fate un cappello, come dico io, vi pago anche 1.000 euro, però non esiste, quindi io avrei intenzione di crearlo io, con le mie mani. Se qualcuno di voi è interessato a fare una società con me, che ben venga, non ci sono problemi. Questo è tutto, questo è quanto. Ovviamente il tutto, scusami Fabrizio, ovviamente il tutto nasce da un'esigenza, perché io non tengo i capelli, è questo. Ok? Ah, beh, ma questo è un particolare che oramai non conosciamo. No, io più che altro da fattrice sta cosa, oltre che per magari che ci troviamo un po' qualcuno veramente però volevo sapere più che altro il parere di Antonio Puca dopo questo breve annuncio di Piettepool. Antonio, sto aspettando commenti due. Mi si risponde. Ma Antonio no, ha risposto già. Ha scritto coppole cazzo, ha scritto, già ha risposto. Ah sì? Io sono in ritardo, non lo vedo purtroppo. Sì, io comunque mi raputo nella parentesi scrivendo la pezza Fiorentina Napoli 1-2, non si piglia una bulletta 3 tipi Fiorentina Napoli 1-2 Peppe De Vico ha scritto chi l'ha scritto giù senza piglia una bulletta 3 tipi Maradona, ma se non ci mai pigliato fatto poi visto c'è un ma io ultimamente ci pigliano una bulletta 400 euro. Bene a te. Comunque a proposito di apriamola questa parentesi di bollette. Comunque Pirte-Pool è un grande giocatore di bollette. Quando dovete chiedere qualche bel consiglio sulle bollette ci sta lui tranquillamente, che purtroppo non ha nessuna pagina su Facebook, non ha nessuna di queste pagine tipo, però ci potete chiedere tranquillamente un suo parere tecnico sulle bollette. Quindi se vabbè, volete, magari possiamo fare un live, lo possiamo fare il sabato pomeriggio, in modo che andiamo a studiare la bolletta della domenica insieme. Vabbè, sì, bravo, bello live dove comunque poi ci sta non ce ne fotte proprio quello hai scritto andare a che non ce ne fotte proprio Piazzottano Ponte. Grande Antonio, noi ti vogliamo bene perché sei così. Ha scritto Melania Petrillo, mi pare di Dolce & Gabbana, ma serie? No, poi più tu pare chi, invece tu assomiglia a chi la... Io l'ultima Fiorentina Napoli 66, vede a te. Ha scritto Daniele Natale, Monica... c'è il porto d'armi su cappello. Ma seria? Che ha scritto? Ma serve un porto d'armi per portare questo cappello? No, non serve un porto d'armi. Per portare il cappello che ho intenzione di fare io non serve nessun porto d'armi, anzi, sono sicuro che riscuoterebbe molto successo. Quindi ha chiesto Peppe De Vico, Roma-Napoli, risultato esatto. Questa mi stai pigliando una bella responsabilità, Perciò pensaci, non devi rispondere subito, pensaci un po'. Pensa che ti rispondo coppa una cosa, se quotano che Roma-Napoli viene posticipata o abbandonata, mettici tutti i soldi che vuoi tu, perché quella partita si fermerà al 32esimo, al 28esimo si ferma, non giocano più. Eppure Tifosi allo sbaraglio. Pure può essere, pure può essere, giusto, quanto cazzo hai anche io con a Roma, Sì. Sicuro lo facciamo con Fiore e me, la Roma No, è Roma-Napoli, se mi sbaglio. No, che già l'hai fatto fare una Fiore e me. Allora, secondo me Roma-Napoli 1-2, addirittura Marco Scarpato, Ci può stare, ci può stare. Comunque aspetta, a proposito di Napoli, oggi stiamo facendo un video, cioè quasi finito, che esce fra 2 o 3 giorni, che parla proprio di Napoli-Milan, parla di Napoli-Milan, ma raccomando, voglio dire questa cosa, quando un team condividete se vi piace, se vi piacciono i video, mi scrivete sempre come sono belli i video, come sono belli e poi non condividete. Ma più che altro, voglio sapere una cosa, facciamo questo sondaggio. Quanti di voi non sono iscritti al canale Frank e Cerrone? No, loro sono iscritti, stai dicendo, perché loro stanno Tutti. Tutti quanti sono iscritti a Frank e Cerrone? Loro che scrivono, sì, perché se no non potessero iscrivere. Ah sì, non lo sapevo. Sì, e loro se no non possono... No, ma ci stanno dicendo che per esempio
Esatto, no, poi si chiedono l'amicizia, parlano con coppa chat, però non sono iscritti al canale. Però loro sì, loro sono iscritti e potrebbero scrivere. Bravi ragazzi, Sì. ottimo. Qua partite Caspita, continua fammi e sentire un tutte po' quante questa. sono... Che mazza mana, come Antonio Bucamo va a battere la mazza, eh? Ma secondo me sotto sotto Antonio dopo bene. Antonio Sì, sotto sotto vuole bene. Sì, 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 secondo me ci si simpatica. Comunque, speriamo. Dice l'Antonio se vuole si una può ma- venire a vedere la partita a casa mia. però posso dire una cosa, mi piace sempre che sta volta giro parliamo sempre di calcio, e non è giusto. Poi dice che giustamente sta solo una Melania Petrillo, cioè poi dice che non ci seguono i guaglioni, è logico. Noi prima già siamo brutti e già prima sta sfortuna di non essere seguiti. Secondaria cosa, parliamo sempre di calcio, parliamo di bullet, e a bocca oggi giorno pure il film si con i bullet, però è giusto. E poi manca a Allora, fare la posta, ci sta. Mo, dici. vai, Kumba, vai, parla, parla, parla. Ho detto, magari facciamoci loro di quello che dobbiamo fare, facciamo una cosa proprio contenti a tutti. Non sente pure, è diverso. Ho detto, mi senti? Sì, sì, sì. Ho detto facciamocelo dire da loro di quello che dobbiamo parlare, in modo che facciamo contenti tutti. Boh, ma mica vogliamo fare, se no ognuno vale una cosa. Vabbè, comunque, ci sta pure Domidoi, ottimi ragazzi, il grande Dormidò, ma io Domidò, Grande questo amico capito? mio, il grande Dormidò, non so se avete visto ieri, ha fatto una canzone su Paolo Cannavaro, che sta sulla nostra pagina, sentite a quello che è una bella canzone. Poi non lo so che pensate di Paolo Cannavaro, però comunque la canzone è una bella canzone. Poi fateci sapere se vi piace. A Melania Petrillo, fortunatamente non ti preoccupare, mi piace il calcio, ci giocavo anche. Mo, a meno che Melania Petrillo non è un masculino, no, non è vero, che ci stanno i femminili con a calcio. Melania, comunque ci fa molto piacere che ci segui perché tu sei una ragazza e noi, ma però sta pure Miriam, eccola lì, Pirci. Parlate della vostra interessantissima settimana. Bella Ai Pirci. settimana. No, questa è stata una settimana impegnativa, preparando veramente, non sto scherzando, preparano 4 video, tra cui questo qua che esce fra poco, e poi c'è stato che appunto parla un po' del gioco, i bulletti, si fatta così, è una bella parodia, e se ci mettiamo un po' di tempo, però sono cose abbastanza difficili, però penso che ne vale la pena di aspettare perché è una cosa che cazzo. O no? Certo, anzi, è una cosa bellissima, di grande attualità e soprattutto è una comicità reale, una cosa che accade Sì. secondo me molto spesso. Come ci risulta fare di solito ultimamente, stiamo dando un senso di verità alle nostre parodie che sono molto divertenti. Molto divertenti. Quindi non Stava dovete nel, perderla assolutamente. stava nel Comunque, pendolo se che posso... te, Eh? fare il venditore pendolo, fare il venditore. Non ne dice Comunque mai voglio a dire una divertente. cosa, tra questo mese e l'altro mese ci sono dei video veramente divertentissimi, No, che cioè, veramente divertentissimi. tu ne dici mai video divertente perché tu crei un'aspettativa, tu ne crei un'aspettativa, non parire, eh. Ma io sono sincero, io sono Ah no, sincero, vabbè, se a me mi fa ridere vuol no, dire vabbè, ma che so fa che ridere. cazzo, so che cazzo, soprattutto quello del gioco, quello è che stiamo facendo una gatta, aspetta, quei kill che cazzo, kill ci piace, oh, prima di su qua se ti piace, va. E poi una sorpresa che vabbè, che non piace, però abbiamo un'intervista, facciamo un'intervista bellissima, voglio. Ancora non ci posso credere, però è una bella intervista, però vabbè, meglio non svelare, no? Questa è proprio una sorpresa. Questa è una sorpresa, è una sorpresa. Noi stiamo parlando a 3 ore e chi lo ha scritto 007 Willy, voglio quando fa una nuova parodia. Quindi a meno che non ti si sintonizza un po', oppure sempre ne possiamo dicere questa cosa. Se tu nel prossimo video del Magna fai quello sui 20 milioni. Ma ce l'ha Sui fatto. 20 milioni. Tu.
l'hanno fatto, come ce l'hanno fatto. Un consiglio per i live, invece di dire cate, fateci una recitazione live 10 secondi sul nuovo video che avete accennato. No, non si può fare, Dani, non si può fare. Perché sennò c'è la mamma sorpresa, no, non si può fare. Tanto fra poco escono, veramente. Intanto io volevo rispondere ad Antonio Puca. Vai, un magnifico. Antonio Puca Mascit, vedete Puma t'hanno messo una volta in isolamento. Ovviamente io per una questione di tempistica. Mi senti? Sì, ti sento. Per una questione di tempistica non ho potuto fare una cosa, ma volevo riempire la mia stanza con questo. Un cartellone grande. Volevo metterlo qua, vedi? Antonio Puca, ma non ci sono riuscito a tempo, volevo metterlo qua, così grande. Ma non ci sono riuscito. Vabbè, sarà per la prossima volta. Vabbè. Ma indagini che stiamo mettendo? Ah, così furore là. Sì, stavo mettendo un cartellone grande. Perché mi ero ricordato che Antonio mi ha detto, ma come stai in isolamento? Sì, effettivamente ha ragione, voleva mettere un cartello per abbellire un po' la sua stanza, un po' spoglia. Un po' spoglia, vabbè, ma non l'ho fatta a tempo. Comunque, Pittepu, tu per 20 milioni di euro lo prenderesti in culo. Guarda, purtroppo ultimamente mo ci vuole, come ha risposto una grande persona nel video di Frank e Cerrone, ti capiamo in culo tutti i giorni. Quindi voglio dire, non lo prenderei, realmente no. Però... Sì, volesse un po' 20 milioni non pigliasse. No, lascia stare. Al massimo sarei sempre la persona attiva in questo. C'è anche una barzelletta di Giuseppe Adevivo, Un napoletano nel traffico correndo gli tamponano la macchina, lui esce tutto incavolato. Ma chi è chi lo struzza che ha tarato la patente? E l'altro. Ma chi te l'ha detto che tenga patente? Addirittura. Questo è bello, questo è bello. Beh, speriamo che la prossima volta Pittepool o trova a Pisa stu cosa. Sovre giusti solamente. Stanca, ha ragione. Ma io regaliamo un poster a Pittepool, facciamo questa campagna inviando un SMS, regaliamo un poster per abbellire la stanza di Pittepool. C'ero, ma di parte di Pianura siete? Daniele, noi siamo io sono di Via San Donato. Via San Donato, lo sta farmacia Petrone, non so se la conosci piano. Invece Pittepool abita la Quinta Traversa. La strada dello shopping di Pianura. La mitica Quinta Traversa. Se volevo vendere un prodotto, se è possibile, un anticalcare veramente speciale. Se non so se vi può interessare questo anticalcare, è una cosa unica. Attenzione. Ti ispirano dopo cesso, ovviamente. Come si mi vergogno su andare là, non sapevo mai che mai. Comunque, leggi tutti con me. Io faccio una collettura, ciascuno abbelliamo sta stanza, ma serio, poi cadevo bene. E lui fa, diciamo, e Antonio che io ha scritto a tutto quanto, oggi facciamo una bella colletta, ne abbelliamo questa stanza di Pittepool. Mandiamo un messaggio e non rimane. Sì. Grande. Vabbè, speriamo che la prossima volta che TV o trova a Pisa su cosa sopra giusto isolamento, no? Poi c'è a te. Daniele Natale, io sto nella terza traversa, sarà che non ti ho mai visto. Eppure è strano perché il 2 sapeva che Pittepool si mette qualche lanciato, o si mette una sciarpa, o cammino sotto o sta comunque per esempio a Pittepool un punto sempre dato da Baccaio, punto Snai, Better, questi sono ma i quindi pure la giacca pane supermercato, pure quella è la mia vita, pane, supermercato, sigarette, bullette, una vita onesta. Brava, che le linee, cioè quinta traversa, massimo quarta traversa, perché sai che la roba pane, quello è l'itinerario che si fa Bravo. Sì, diciamo che là stanno. Comunque lo trovate nei migliori
per fare questa live oggi mi sono messo questo profumo fantastico che si chiama Ambre. Ambre. Comunque Statale. Piette Pullo come Calmante. quando la scimmia in live Piette Pullo come si mette d'accordo con chi si capo a vendere i prodotti, sai, tipo profumi, ma ha cacciato l'anticacca e non mo dice, si mette a questo con Giorgio Mastrota, ma te Mo la scrivi pure. ultimamente, ma, mo ultimamente mi ha fermato pure Dav, ha detto, "Adio, ma fa una cosa insieme. Dove? Dav. Ti ricordi questa? Con questa battuta tristissima, quasi da chiudere, quasi da chiudere qua. Comunque, a manna, sa pure Rose le chat, da ricordo a Rose che pure la oggi, ma mi ricordo il nome, e infatti hai detto che tu per Mastroda, per Mastroda quando vieni cose. Una serie. Pirci, che sarebbe Miriam, c'erano come mai niente parrucche? No, mi scucciava, sinceramente, poi e tenga, ah, no, adesso- e tengo in Napoli, se tengo un po' sul, cioè, no, mi fa schifo la vita, cioè, mi scoccio di più, voglio stare naturale oggi, con i miei Nature, capelli nature. pochi, nature. Ma serio, con Bite Daniela Tarabbo, ma che te pullo ormai è VIP, scende in incognito, vabbè, ma purtroppo sì. Bravo Daniele. Ti Daniele, hanno non mai vado. riconosciuto, mi sa? Sì, per te ti hanno mai riconosciuto sulla No, strada, ti hanno qualcuno detto mi sì. guardavano, però secondo me non mi hanno mai riconosciuto effettivamente, dai. Non mi riconoscono. Il personaggio sei tu, il personaggio importante. A te riconoscono la strada, non a me. Poi ti è A me capitato. è diverso. Poi magari chi mi Vabbè, guarda però un po' tu, però passare no, si ma impressiona un po'. tu me l'hai detto che una volta hanno riconosciuto un po' panico, certo chi li hai fatti lui. Dove? Tu mi hai detto una volta che ti hanno riconosciuto un po' panico, no, mi sbaglio, no? Sì, 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 pure un coppa neve, sì, una volta mi hanno riconosciuto, sì. Sì. Eh, Vabbè, quando facevamo pette, proprio con pette pool, sì. c'è lui, ma sta Antonio maglia te l'hai Saporacit, rubata. sta maglia te l'hai rubata a Durosso Pomodoro. Sì. Questa maglia tenga 20 anni. Penso, cioè, no, 20 anni no, però secondo me sono 10 anni questa maglia. Penso, sono 10 anni che non cresce il mio corpo. Questa maglia mi va sempre buona e non la butto mai perché poi la pago pure no, non ricordo quando però mi va sempre bene. E poi mi piace, non so, ci sono giusto schiattato, non lo so. Non ho il coraggio, sai quando io pure città roba, no? Ti metti la stessa roba. Antonio Antonio qua, Pupo no, puoi esagerare, stai esagerando. oh, mi sente?
E Stamattina ci stanno? stiamo non so. Sì, sì, sì. Domande un po' doppio. C'è vi commenta spiegare in nave più avanti. Buon proseguimento, ragazzi, alla prossima. Ragazzi, ci vedete? Boh. Ma serio, non va, facci da una bella impostata Telecom a Tele2 che ma serio, ti emozionato di Wind che è ancora più brutto. Buon proseguimento ragazzi, alla prossima. Ciao Daniele, ma ci sente? No, pure stanno parlando Sì, solo. sì, sì, ci vedono, ci vedono. Sì, Ciao, quando ciao. scrivete se ci vede. Ah, collo. Sì, rieccomi. Alessandro Anciulli, ciao Alessandro, pure lui ci sta sempre, Alessandro. Carlo Ferrillo, ma chi stanno per Roccarasa? Ma chi a te, che TV? Chi stanno no, che No, TV penso più no. a te quando hai fatto Natale Pest Christmas. Ah no, mamma io Penso. voglio già stare, lo voglio da nessuna parte. Ma quale neve? Allora, sì, ci vediamo. Ciao Marco Lollai pure. Marco Lollai non so se l'ha salutato, però vabbè che mi ha aggiunto poco a Facebook. Grande Marco. PTV, ma che devi Antonio sentare? La padella Sapore. dell'ospedale. Perché PTV, le ma stava a dirla? la padella dell'ospedale. Ma ce l'avano poco, questo fatto che nei capelli di PTV. Ma lasciato stare. Guarda che PTV, voglio, quando era giovane, aveva tanti capelli, anche ricci. Faccio vedere una fotografia, dai una fotografia. A portata di mano no, purtroppo. Ah, peccato. Aspettiamo i video con ansia. Sì, Monica, noi siamo, guarda, veramente un giorno sì, un giorno no, stiamo sempre a preparare i video. L'unica cosa è che ci vuole sempre un po' di tempo, però piano piano escono tutti quanti. Qua, papi, le ho trovate, le ho trovate. Io, veramente, fammi Sì. spiegare. Ma giù, Pitbull con la testa, una rarità, un'occasione unica per vederlo. Fammi vedere. Sapete che io saccio, Se ti no, ricordo. se no rara. Mi Fammi faccio vedere. anche io un po' di trezza, vedete questo. La vedi? No, è a parlare perché se non navigo, parla sempre. La vedi? La vedi? Metti più vicino, vai più vicino alla telecamera, Si vede bene? un po' più vicino alla telecamera, ancora. Aspetta. Wow, Sono ancora poco un'emozione storta. unica. Ok. Oh, già si scavallando un poco, non so quanti anni avevi. Qua ne avevo... Quando ne avevo? Quando potevo tenere 19 anni. Ti scavallando, proprio. In questa qua invece, peccato che forse non si vede, ma per chi non lo sua. Ah, sì. Ehi tu, ti Pare sembra che Junior una, Rossi Stuart. Samarone. Che fine Eh, hanno fatto? Sono serie. C'è stato non so più. bravo, sono Sono più scappati. troppe tasse. PTV per a lavorare in più a fare il vendite, ma serio, no, veramente. Ma PTV ce l'ha Eh, una certa dote, una dote di vendita, una dote di... ce l'ha. Il sogno di Pietepullo in questo periodo è aprirsi una pescheria oppure credere. Comunque si vuole aprire un negozio. Comunque si vuole aprire un negozio. Quindi se qualcuno sa di voglio qualche aprire un scenditura di negozio negozio, vai, di vai, dici. friggitoria, solo calamari, calamari e gamberi e patatine. Ah, ecco, bravo, sì, sì, infatti, allora, Pittepur su Arabi, praticamente una friggitoria tipo chi là che fa patatine, no? Tipo un negozio che fa solamente patatine fritte. Invece Pittepur su Arabi, un negozio che fa questi coni con i calamari fritti a 3 euro. A 3 euro una Bravo, ventina di tondini, che se i tondini lo fa tu, bravo, no? bravo. Ok. E questa è una bella idea secondo me. Quindi se ci avete qualcosa di soldi da donare a Pietro per fare questa attività, oppure un socio, qualche socio che vuole fare questa cosa, a delle Soci in femmine come appalto. va da Miriam, ma boh. Eh? Kate, Non ho capito che hai detto. Monica Ines.
Ah, Allora, non sto dicendo che Miriam... c'è una testimonianza Oh, di ma però Monica quando tu Vinaccia. parli... parla, dice però, che parli a coppa Dici, a mezzo, capisci sì, è ancora? vero, anche io mi ricordo alle scuole medie le aveva, furfora ah, come, mica teneva la furfora. Non penso di avere la furfora, però, dai. No, io tengono pochi furfoli invece, però questo è il lato positivo, vedi, non avere capelli. Prima di tutto con un sparagno barbiere non è male, e non è male, anche se io il barbiere mio sei tu, quindi sparagno lo stesso. Poi sparagna la furfura. No, sparagna la furfura, che vuoi capire cazzo, perché la furfura un po' più spalla ogni cazzo a fare una cosa così. E poi spara lo shampoo, e magari è pure questa una cosa Tanto grazie positiva. Pirchie, Quindi, perché dice Francesco pure senza capelli mantiene sempre un certo fascino. Grazie. ma Pirchi Miriam comunque, Grazie Miriam. eh. Eh, io pensavo ci volevi vendere i pull nella mia Petrillo. No, no, i pull no. I polli no. Ma una bella polleria, anche una bella polleria vicino a questo qua dei calamari, non sarebbe male, eh. Va bene, possiamo anche provarci, perché no? Secondo me, sai chi ci dice sta Antonio Sapore, che è un cognome che Antonio Sapore, cioè le chef, le cose, eh. Oh no, Andò, che ne dici? Sapore. Lo chiamiamo il pollo del sapore. Il pollo del sapore. Ait me la Petrillo che tenevi brucia, questo è un apprezzo da Pure pure menare. zecchi. Pure zecchi, come no? Tre zecchi. Se... Tre poche cose. Dai. Boh che roba mangiate. Oh, ma sta nascendo un amore. Monica Vinaccia non è male. Attenzione, sta nascendo un amore. Eh, In prossimità di San tra te, Valentino. ma purtroppo te pure è fidanzato e non... No, no, ma Antonio cioè, Sapore ha fatto un ah, tra apprezzamento. Antonio Sapore... Ha Ah, fatto tra un Antonio Sapore e apprezzamento. Monica Minaccia. Sì. Sì, ma Easy, questo è anche il bello dell'acqua, perché poi siamo sempre stessa, quella ventina di noi, poi fa amicizia fra di loro, pure è una bella cosa. Ora, allora facciamo un po' bravo. Antonio, ma tu sei fidanzato? Rispondi, Antonio. Perché per fare questa avance, Antonio Sapore, comunque, nate a meno che non... Monica, San Antonio che gli piace. Prima riguardiamo. Dai, magari a San Valentino, cosa, Monica esce un regalo, eh? Sono mai sapere. Intanto arrivano consigli per il nome del negozio. Cerrono Pulir. Cerrono sarebbe più bello Piette Pool. Cioè direttamente, no, Piette Pool, stai tu a fare dove? No, Non ci capite, scusa. no, Rica Antonio Slai ci ha consigliato un numero negozio, no, Cerrono Pulir. Ma io stavo dicendo sarebbe meglio Piette Pool, che tu la faccia tu con un pullo in mano, con un pullo in capo, una cosa, A sarebbe meglio. figura pure che facciamo. Una serie. Aspetta, Antonio da risposta più di sticoni appesi una bottega due nerainte Ma serie. ma chi ma serie ma chi se pure lo diceva sempre Pette pure lo diceva sempre che era una specie di come si chiama come si dice un Bordello. bordello no? Bravo a Palma sulle più mettere nerainte me ne era Petrillo io che stasera parliamo pure di un matrimonio ma serie mi ha risposto Monica Vinaccia però. Antonio, ma pure Antonio ha deviato la domanda. No, Grazie Antonio, no. ma ti conviene. Ecco, appunto. Single, Antonio ha detto che è single. Ma pure Però Monica, se Monica non sbaglio, Vinaccia è single, eh? non lo so, però ha detto grazie Antonio, ma ti conviene. E tu sai perché Monica, come mai? Come è questa cosa? Ma E sì, dà che ci ragione. conviene. Monica è una bella ragazza. Monica è una bella Però ragazza, è gli conviene. intelligente Antonio Sapurai, dopo il 14, effettivamente lo sparagnure regalo fa boh. Cazzo, muovono pure, muovono pure Vabbè, San anche io Valentino, voglio lanciare una bravo. freccia a favore di chi non vuole spendere soldi. Basta poco per fare contenta una donna, anche una piccola sorpresa. Non è Sto già importante il aspettando. regalo materiale. Usciamo fuori da questi schemi, diciamo, perché effettivamente si può fare tanto con poco.
Ti ricordi Fabrizio la volta che facemmo, quando io ero fidanzato con quella ragazza che vestimmo a Fabio Marra da cameriere? Ti ricordi? Sì, A sì. Pozzuoli lo facemmo No, se, venire? no, se potranno gratuito voglio lanciare una freccia, poi ti voglio spezzare una lancia. Comunque Ah, sì, può essere sta cosa. mi ricordo. Sì. E no, raccontaci là. A Questa cosa Antonio che Puga. A eh? Antonio Puga ci dico, raccontaci là, Antonio Puga ti dice qualcosa, fa qualche bello uomo. Niente, comunque non tenevo un soldo, ero fidanzato insieme a questa ragazza che forse ne aveva più di me di soldi. Non mi ricordo, era San Valentino molto probabilmente. Stavamo io, Fabrizio e un altro amico nostro, dissi ma che ci devo regalare, che ci devo regalare? E niente, ci venne in testa questa idea di vestire a Fabio Marra, questo ragazzo, da cameriere, e io andai a Pozzuoli con questa ragazza e farlo venire poi, diciamo, vestito da cameriere con questa bottiglia di prosecco che presi dal panettone di Natale, praticamente, che era rimasta, con 2 bicchieri di plastica e 2 baci perugini, quindi ho spesi siano 3 euro, 3 euro, come effettivi spesi 3 euro. E venne questo ragazzo e disse: voi siete Francesco? Allora Laura lesse le frasi del bacio perugina e diventò quasi un cartone animato, fu quasi una favola con soli 3 euro. Quindi voglio dire, i soldi non servono a niente. Tutto qua. Siamo vicini a Antonio Buca. Io ma ieri sto aspettando, ci fatto raccontare questa cosa, sto aspettando il giorno, capito? La sentenza di Antonio Puca, come arriva, oh, no, però è vera sta cosa, mi ricordo pure una bella cosa che facetti la genialità, per cagazza che poi si rivelò una, Sì, che si poi vedeva una stiamo, bella cosa perché poi alla fine è insueta, no? È una cosa non solita. guarda, aspetta, Quindi, zitti che è arrivato Antonio Puca, non ce ne fottere cose dove ne capita, allora tieni la tela per te, per te, push, e si figura in me. Anni a vedere che ci si sbaglia. vabbè, ma Antonio, a me piace Antonio Pu. no, A me no, piace Antonio Pu, che Antonio, secondo me è vabbè. giuventino, però guarda che te dico. Sono No, non convinto, penso che Antonio Pucca. sono No, non convinto. penso, non penso. No, ma pure se fossi Juventino lo voglio bene lo stesso, Antonio, non troppo, per la No, sua io voglio a simpatia. fianco a me, a casa mia, Napoli, Juventus, calcio prima partita, a fianco a me. Lo voglio io sul Aspetta, divano, a aspetta, fianco no. a me. Aspetta, una cosa buona Melania Petrilite. Caso mai sapesse una sposare Vinaccia e Antonio Savore, non ci invitate a matrimonio perché non ci sta lì. Questo è un concetto che ci tengo a Ecco. sottolineare perché voglio, quando ci invitino in matrimonio andiamo veramente fuyendo, andiamo No, ci veramente manca. andando. I vostri live stanno diventando strano amore, ma è un'idea, questa è un'idea comunque, è un'idea perché allora, noi stiamo cercando di cazzo perlomeno facciamo conoscere, no, facciamo accoppiare un po' i single, no? Non sarebbe male Giusto, questa cosa qua, eh. Lei era giusto, bella giusto. strana amore, ricorda? Sì, 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 era bello, pure quando c'è strano amore era bello, facevano conoscere la gente, oh, ci sta. No, ci tiene a precisare che Antonio Puga è napoletano al 100%, anzi al 1000%. Vabbè, ti crediamo, Antonio. Sì, vabbè, ma pure sì, non c'era problema. Comunque, niente, se voglio, Tanto questo è quanto. scherzando, tanto io scherzo, penso come d'altronde tu, No, ecco. sì. Comunque, niente, alla fine questo è quanto. Voglio, niente, dobbiamo solo fare un po'. Ci volevamo salutare poco, fare un live, giusto perché era un po' che non lo facevamo. E niente, Ah, voglio, boh, fra poco vabbè, esce questi video. posso dire una Dimmi, cosa? dimmi, Ma dici che volevi fare tutto. pubblicità del negro? Stai facendo il carta, no, ma in dove perciò facendo Devi fare la no, no, no. pubblicità del negro. La verità di questa live è che lui No, voleva pubblicizzare questa marca. Tutto qua, ragazzi. no, no, ne avevo, abbiamo fatto live giusto per tenere informati, voglio, perché poi a parte che siamo ricchi noi, quindi, vabbè, però comunque siamo dici, ma siamo buoni e niente, voglio, per dirvi questa cosa dei video che stanno uscendo, un po' di pazienza, è chiaro che ne escono tu, ma stiamo lavorando per voi, insomma, va? Ok, questo era lo scopo di questo live, quindi questo è qua. Poi piano piano ne facciamo altro. E accoppiare E anche chi sei? comunque Ah, Monica e Antonio. e poi accoppieremo, sì, accoppieremo Monica e Antonio, però sta da sapere un po' l'età, perché Monica quanti anni ha non lo so.
la Monica c'avrà l'età nostra, più o meno di 30, C'avrà 27 anni, 29. 28 anni. Sì. E la città Monica a città facciamo il cuppatillo senza festa al ristorante, cuppatillo party, patane e calamano, ma serio. Ma sì, Ma serio, quando il nostro Pitte Pool aprirà il suo primo amaro point, un mese, ragazzi, un mese esatto. un mese esatto, io che già mo so a chiedere un prestito, dai, poi ci comunque, ti tocco io ci a vedere vicino, ci a conoscere un po' questi storiello mi interessa, hai visto che stavo vedendo, hai tirato proprio questi Quando storiello vuoi. ci interessa. Quando vuoi. Scusi, quando vuoi anche a via provinciale, via Salvatore di 100, e chi lo sa, ci fuori ci dopo, e questo è quanto, voglio comunque. Vabbè. Sì, voglio, allora, voglio buona serata, andiamoci a prendere un po' di televisione. Se vuoi dire qualcosa, se vuoi salutare il tuo Sì, amico volevo Antonio Cucca, salutare un po' di loro, volevo salutare Antonio Buca, ovviamente come al solito, voglio salutare a Marco Scarpato, Daniele Natale che forse già se n'è andato, Alessandro Cianciulli, i video più divertenti di Facebook, chi è? Checco? Checco Caruso, Checco sì, Caruso, lo un salutiamo, bacio. Monica Vinaccia la salutiamo, Antonio pure lo salutiamo, sperando che magari la coppia ne sia buona insieme. Saluto a E che non ci qualcuno invitano al anche tu, diciamo che matrimonio, saluta a che tutti non quanti. ci, no, che non ci invitano al matrimonio, mai, anzi, noi vi abbiamo fatto conoscere, se va bene la situazione, voi proprio perché ci volete bene, vi abbiamo fatto conoscere, non ci invitano, e questo è quello, vabbè. Arufa, questo è l'ultimo messaggio che è arrivato. E comunque Monica Minaccia ha 29 anni, ci tiene a precisare, poi mi avrei solamente Antonio sa pure quanti anni ha e poi cerchiamo di imparare piano piano e facciamo conoscere e questo è qua. Vabbè, voglio, ci sentiamo presto, un bacione, ma raccomando, voglio condividere il video quando esce, perché sennò voglio un cazzotto in capo, vabbè, ok? Vabbè. Vabbè, ci sentiamo al telefono, ciao, voglio. Ciao ragazzi.